sblocco di Trieste e di Carlo, carichi ed emozionati. Prima partita ufficiale per la nuova proprietà, la Bardata. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La Regione presenterà un ricorso urgente contro la scelta della Varsila di chiudere la produzione dello stabilimento di San Dorigo della Valle. Per domani sono annunciate oltre 6.000 persone al maxi corteo di protesta contro l'azienda finlandese. In mattinata, sempre a Trieste, il ministro Orlando incontrerà i lavoratori. La partita per bloccare i 450 licenziamenti del gruppo Varsila si sposta ancora di più nelle aule di tribunale. Dopo il ricorso dei sindacati per comportamento antisindacale, anche la regione Friuli Venezia Giulia sta depositando un ricorso d'urgenza per chiedere l'annullamento della comunicazione preventiva del 14 luglio 2022 del gruppo, quindi azzerando di fatto la procedura di licenziamento, e anche che il tribunale sollevi in via incidentale la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni statali innanzi alla Corte Costituzionale. In pratica viene contestata anche la legge, quella che dovrebbe impedire le delocalizzazioni che sta utilizzando il gruppo finlandese. Faremo, sottolinea il governatore Massimiliano Fedriga, tutto quanto è in nostro potere per scongiurare il trasferimento all'estero del comparto produttivo della Varsila, anche sul piano legale. La battaglia per la tutela dei posti di lavoro dei dipendenti dell'impianto di San Dorigo e dell'indotto non è limitata alla nostra regione, ma riguarda la politica industriale dell'intero paese. Domani a Trieste arriverà Andrea Orlando, ministro del lavoro, che incontrerà i lavoratori, mentre nel pomeriggio alle 16:30 Trieste scenderà in piazza con un corteo che si concluderà in Piazza Unità. Alla partenza saranno presenti Fedriga, ma anche il sindaco Roberto Di Piazza e il vescovo Giampaolo Crepaldi. La prefettura stima la presenza di 6.000 persone. Sul caso Varsila scende in campo anche Lega Coop Friuli Venezia Giulia, pronta a sostenere i lavoratori che volessero creare una cooperativa rilevando un ramo d'azienda. Non solo solidarietà nei confronti dei lavoratori della Varsila che hanno deciso di scendere in piazza, ma anche pieno supporto nel caso intraprendessero un'operazione che li porti al rilevamento dell'impresa. È il braccio teso che arriva da Lega Coop Friuli Venezia Giulia, che si è detta pronta a sostenere eventuali operazioni straordinarie a sostegno della continuità produttiva ed occupazionale, come è già accaduto nel caso di altri worker buyout, le cosiddette imprese recuperate dai lavoratori che diventano essi stessi gli imprenditori sotto forma di cooperativa. Un'ipotesi che andrà in ogni caso valutata in un secondo momento dagli interessati, posto che il primo obiettivo è quello di una soluzione positiva della vicenda che non porti al licenziamento dei dipendenti. Secondo l'associazione, fare cooperazione vuol dire credere convintamente ad un modello economico fondato su equità e corresponsabilità tra lavoratori e datori di lavoro. Per questo, e l'affondo di Lega Coop Friuli Venezia Giulia, non può essere sottaciuta la responsabilità di una politica che per troppo tempo ha criticamente seguito un modello che ancora una volta mostra i risvolti di un cinismo inumano. Tragedia nel CPR di Gradisca, un pakistano di 28 anni è entrato nel centro da appena un'ora, si è tolto la vita, è il secondo episodio in meno di un anno. Era appena arrivato al CPR di Gradisca da un'altra regione. Dopo appena un'ora, approfittando dell'assenza dei suoi nuovi compagni di camerata, si è tolto la vita. In quei 60 minuti di mercoledì sera si è consumata la tragedia di un cittadino pakistano di 28 anni, trovato esanime dai compagni che hanno subito allertato gli operatori del centro. Si tratta del secondo suicidio nel centro per i rimpatri. Nel dicembre del 2021 un tunisino si era tolto la vita mentre era in isolamento per il Covid. Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto, dice il garante dei detenuti del comune di Gradisca, Giovanna Corbatto. Sappiamo, continua Corbatto, che il CPR è una struttura abominevole, ma la vicenda non venga strumentalizzata. C'è profondo dolore, afferma il sindaco di Gradisca, Linda Tomasincic, per quanto accaduto. Contesto l'esistenza di questa struttura, tuona, luogo in cui le condizioni della detenzione portano spesso alla disperazione. Lì non è tutelato nessuno, né chi è detenuto, conclude, né il personale delle cooperative e delle forze dell'ordine che ci lavorano. Sulla vicenda sono intervenuti anche il Centro Balducci di Zugliano, la comunità di San Martino al campo di Trieste, il Consorzio Italiano di Solidarietà, la rete DASI Friuli Venezia Giulia e la rete nazionale Rivolti ai Balcani, che chiedono, nonostante si tratti di un suicidio, l'apertura di un'inchiesta giudiziaria. Questa ennesima tragedia solleva interrogativi inquietanti sull'esistenza e il concreto funzionamento di questa istituzione.
Dopo essere stata aggredita a maggio da una compagna fuori dallo Stringer di Udine, era decisa ad abbandonare la scuola. Poi la svolta, ha studiato, lavorato, superato gli esami e tra pochi giorni tornerà in classe. Un epilogo felice per una brutta vicenda. È stata promossa dopo gli esami di riparazione la studentessa dello Stringer di Udine che a maggio scorso era stata aggredita da una compagna, prima in classe e poi all'esterno dell'istituto, perché aveva fatto la spia. Un episodio sconvolgente per la ragazza, tentata di non finire l'anno scolastico. Poi la decisione di continuare con il sostegno dell'associazione I Nostri Diritti. La ragazza aveva alcune deficienze maturato nel corso dell'anno e devo dire che il nostro intervento dell'associazione che ha supportato la famiglia, ha supportato anche la ragazza attraverso un percorso psicologico, ne è derivata la consapevolezza di poter recuperare quelli che erano i deficit e quindi di presentarsi dopo un periodo estivo. Tra l'altro si era messa a lavorare, si è messa a studiare, si è presentata agli esami e ha superato questa prova. La dottoressa Uccini, la psicologa che ha preso in carico la ragazza, ha fatto un egregio lavoro motivandola e portandola a quella che era la scelta giusta. Tra pochi giorni la ragazza ritornerà in classe. E adesso confidiamo sul fatto che oltre a non aver perso l'anno si possa presentare al prossimo inizio anno motivata e integrata e senza paura di poter essere discriminata. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 438, sono stati rilevati con 3.643 tra tamponi molecolari e test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva sono 2, mentre le persone ricoverate in altri reparti 148. Si registra un decesso a Udine. A causa dei rincari energetici, con le bollette anche quintuplicate rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i commercianti di Pordenone sono allo stremo. 15 hanno già comunicato che chiuderanno a fine anno. Ascom Confcommercio predica prudenza e invita i propri associati, prima di prendere decisioni drastiche, a rivolgersi al proprio sportello energetico. I numeri parlano chiaro e fotografano una situazione che rischia di precipitare. Dei 223 questionari pervenuti ad Ascom Confcommercio Pordenone in merito all'indagine sui consumi energetici, emerge che 15 esercenti prevedono di chiudere la propria attività entro la fine dell'anno. 47 hanno già comunicato che saranno costretti a licenziare personale o a ricorrere alla cassa integrazione, ai quali potrebbero aggiungersi altri 88. Dati allarmanti, una cosa è certa, tra i commercianti aleggia una grossa preoccupazione per i rincari dei costi energetici. Ascom, che ha esortato i suoi associati a rivolgersi al proprio sportello energetico prima di prendere decisioni drastiche, sta cercando in tutti i modi di venire a capo di una situazione più difficile del previsto. Purtroppo emergono settori che sono particolarmente in difficoltà, che sono tutto l'alimentare, il comparto alberghiero. Però un grande allarme lo lanciamo. Abbiamo rilevato nella nostra indagine che c'è un buon numero di imprese che ancora sono inconsapevoli di ciò che sta accadendo. Sono inconsapevoli della lettura della propria bolletta, di come poter intervenire nel proprio piccolo e come non solo a livello imprenditoriale ma anche a livello di privati per andare a ridurre quanto prima il livello di consumi energetici. Le aziende agricole con impianto per il fotovoltaico dovranno pagare le tasse se hanno prodotto energia in surplus rispetto a quanto hanno consumato. La CIA lancia una class action. In Friuli Venezia Giulia sono almeno 300 le aziende agricole che in passato si sono dotate di impianto fotovoltaico per produrre in proprio l'energia necessaria a far funzionare l'attività. Sulla possibilità di produrre energia in proprio è uscito uno specifico bando del PNRR. Nel contempo però diverse aziende agricole hanno avuto un'amara sorpresa. Chi gli impianti li ha messi prima di propria tasca o in qualche maniera ha fatto i propri investimenti e che è superiore alla propria produzione, quindi si trova anche a vendere un po' di energia a prezzi bassi, si intende, non i prezzi che sono il kilowatt adesso, che è un prezzo spropositato, si trova a recapitare le cartelle delle tasse non evase con problemi enormi. A questo punto la CIA intende correre ai ripari. Stiamo facendo una class action nazionale su questo, per cui invitiamo tutti gli agricoltori che sono interessati a contattarci e possono partecipare a questa, che è una novità di questi ultimi giorni, per poter dialogare col governo, con i ministeri di competenza, affinché il surplus delle produzioni delle aziende agricole non venga tassato come un'altra azienda che invece fa di mestiere la produzione di energia.
Bollette alle stelle, cara energia, necessità di risparmiare per far quadrare il bilancio familiare. Quanto sono preoccupati i friulani? Siamo andati a chiederlo nel centro di Udine. È chiaro che la questione delle bollette comincia a essere in proporzione un problema veramente pesante. Contromisure pensa di attuare? Nel nostro piccolo possiamo chiaramente cercare di avere più precauzioni possibili per non sprecare nulla. Il caro bollette preoccupa parecchio, anche perché comunque sono aumenti smisurati. Il caro bollette la fa dormire di notte o no? No, purtroppo. Senta, come pensa di scaldarsi cercando di non avere bollette troppo alte quest'autunno e quest'inverno? Aumentando le coperte, i maglioni, i tessuti di lana. Tempo fa mi sono arrivate delle bollette stratosferiche. Tipo, se dobbiamo dare un numero? Più di 1.000 euro. Siamo al locale L'Allegria, la tematica non è tanto allegra, parliamo di caro bollette, lei come sta? Io sono uno di quelli fortunati perché mi ero mosso in anticipo prima che successe sta cosa e ho firmato delle convenzioni che mi scadranno a fine 2023. Usate la legna per fare la pizza? Le dico solo che un bancale da 2,20 ora viene 3,80 circa. Sì, quindi insomma fate un po' le proporzioni, però non è che abbiamo molta scelta, o si lavora o si chiude, ma se chiudi cosa fai? E il quintale? L'abbiamo pagata a 13 al quintale, però l'approvvigionamento l'ho fatto all'inizio dell'anno. Singolare episodio ancora da chiarire questa mattina nel centro di Udine, in via Grazzano. Un cane è precipitato dalla finestra di una palazzina Ater in fin di vita. Sul posto la polizia locale. Il cane è saltato giù dalla finestra al terzo piano, io pensavo che era un pupazzo, invece era il cane che non si sa, la padrona non c'è, non si sa dov'è, abbiamo chiamato i vigili. Il signore che avete sentito poco fa ha visto precipitare dal secondo piano di questa palazzina di via Grazzano il cane. L'animale a quanto pare è di proprietà di un'inquilina anziana di un appartamento Ater. Per motivi al vaglio della polizia locale è caduto nel vuoto, rovinando sul marciapiedi dinanzi alla pizzeria Santa Chiara. Il cane per alcuni istanti ha abbaiato, poi ha continuato a respirare a fatica. Alcuni passanti lo hanno soccorso proteggendolo con un ombrello. L'animale è stato poi caricato nel bagagliaio di un'auto e portato da un veterinario in condizioni disperate. Nell'impatto a terra ha riportato sicuramente lesioni interne dopo un volo di almeno una quindicina di metri. Una donna di 40 anni versa in gravi condizioni dopo essere caduta questa mattina all'alba mentre con il proprio monopattino stava percorrendo Viale Italia a Grado. La donna è stata trovata da alcuni passanti, nessuno ha assistito all'incidente, nella caduta ha battuto violentemente la testa. Soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata in elicottero a Udine. La prognosi è riservata, fra le ipotesi vi è anche quella che a causare la perdita di equilibrio sia stata una forte raffica di vento. Una persona è rimasta ferita nel tamponamento fra 3 automobili, è venuto questa mattina in A28 tra gli svincoli di Villotta e Azzano Decimo in direzione Conegliano. Dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito è stato trasportato in ospedale a Pordenone. Sul posto polizia stradale, personale di Autovie Venete, 118 e vigili del fuoco. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Una slot machine irregolare, poiché sprovvista del sistema anti-effrazione a tutela della legalità del gioco, è stata sequestrata dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in provincia di Udine. Ai proprietari della slot e all'esercente sarà notificata la sanzione amministrativa di 10.000 euro. Scontro frontale lungo la costiera, 3 i feriti. L'incidente si è verificato questa mattina alle 11 all'altezza di Marina di Aurisina. Una Fiat Punto si è scontrata contro una Volkswagen Passat. Le auto hanno finito la loro corsa a ridosso della parete di roccia. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. È morta nei giorni scorsi a Padova all'età di 80 anni Gisella Pagano, scrittrice, regista, attrice, paladina dei diritti civili. Per oltre 16 anni era stata compagna di Loris Fortuna, il parlamentare friulano padre della legge sul divorzio. Una sentenza del TAR della Liguria apre la strada agli agricoltori danneggiati dai cinghiali. Si potranno difendere da soli se muniti di licenza di caccia.
Si apre uno spiraglio per gli agricoltori che vogliono difendere le proprie produzioni dall'assalto dei cinghiali. Il TAR della Liguria ha dato ragione a un agricoltore che si era visto negare l'autorizzazione nell'ambito territoriale di caccia a intervenire sul proprio territorio. Un episodio significativo, sottolinea il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori del Friuli Venezia Giulia, Franco Clementin, ribadendo che si tratta di un modello per altre situazioni che vedono le imprese agricole fronteggiare spesso in solitudine l'emergenza cinghiali. Bisogna coinvolgere le associazioni venatorie perché l'agricoltore deve essere un cacciatore autorizzato, deve avere i patentini, deve avere tutto quello che serve. In Friuli Venezia Giulia le zone maggiormente prese di mira dai cinghiali sono quelle collinari dell'Isontino, creando danni ingenti all'agricoltura. I nostri agricoltori ci hanno segnalato che seminano alla sera 4-5 ettari di mais e l'indomani mattina sono letteralmente arati. Parliamo di 20-30 capi. Puoi immaginare, prendono una fila e vanno come il satellitare, dritto fino in fondo. Al via i primi test di ingresso per la facoltà di medicina. Martedì 6 settembre si inizierà con medicina e chirurgia, dove ci sono 148 posti a disposizione. I candidati in regione sono circa 1000. Sono 467 gli aspiranti medici che il 6 settembre parteciperanno al test d'ingresso che l'Università di Udine ha organizzato nella sede dei Rizzi. Sono 148 i posti a disposizione in Friuli e ne hanno fatto richiesta in 386. Si può fare il test anche in un'altra sede, su un totale nazionale di 14.740. L'appuntamento per gli aspiranti dottori è alle 10. L'ingresso sarà cadenzato in base all'iniziale del cognome, mentre sono previsti 2 varchi di accesso diversi. Per i nati dal 1971 al 22 gennaio 2003 bisogna recarsi al G2. Per tutti gli altri, ad eccezione di alcuni casi che hanno ricevuto indicazioni specifiche, sarà il varco G3. Il test durerà 100 minuti e inizierà alle 13. I candidati si troveranno di fronte a 60 quesiti con 5 opzioni di risposta su argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento logico, competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi. Non è obbligatorio presentare il Green Pass, ma è richiesto di indossare la mascherina FFP2. A Trieste ci sono invece 619 aspiranti per 180 posti, peraltro 204 candidati della provincia di Pordenone effettueranno il test nel padiglione 6 della fiera del capoluogo della destra Tagliamento. Oltre 5 milioni di euro per rilanciare il polo universitario di Pordenone, li stanzierà la Regione per creare nuove aule, studio, avviare nuovi corsi universitari e potenziare i servizi di trasporto, creando anche collegamenti con le aziende. La Regione investe sul polo universitario di Pordenone. Grazie ai fondi europei del POR-FESR 2021-2027, l'amministrazione Ciriani ha avuto conferma dall'assessore Barbara Zilli che saranno a disposizione 5.200.000 euro. È prevista innanzitutto la trasformazione della palestra in aule per corsi universitari. Ciò consentirà di creare luoghi adeguati per accogliere il crescente numero di studenti che frequentano l'Università Pordenonese ed ampliare l'offerta didattica con nuovi corsi. Sarà poi possibile realizzare il progetto della velostazione, ovvero la ristrutturazione del vecchio magazzino ferroviario per trasformarlo in un parcheggio custodito e coperto per le biciclette. Poiché il nuovo piano di trasporto prevede nuove linee a servizio dell'università, verrà garantita una linea da e per la stazione che comporterà la realizzazione di nuove fermate con pensilina nell'area di Borgomeduna. Infine spazio alla riqualificazione ambientale delle aree scoperte, di quelle verdi, del patrimonio naturale e delle connessioni interne ed esterne al polo, oltre all'avvio di collaborazioni tra università, imprese culturali e creative, affinché i giovani talenti possano trovare sbocchi lavorativi e professionali. Il ministro della Cultura slovena ha incontrato i comuni di Gorizia e di Nova Gorica per la consegna dei 10 milioni di euro a favore della capitale europea della cultura. Una giornata importante che ha visto protagonisti il ministro della cultura slovena Astra Veklo assieme ai comuni di Nova Gorica con il sindaco Klemen Miklavic e Gorizia con l'assessore alla cultura Fabrizio Reti in rappresentanza del sindaco Ziberna. Il governo di Lubiana ha deciso di concedere lo stato speciale a Go25 ed ha stanziato i primi 10 milioni di euro che serviranno a portare avanti i progetti e gli impegni che Nova Gorica e Gorizia hanno messo nero su bianco nel documento madre denominato Big Book, che per l'Europa è stato il migliore tra le città candidate, tanto da permettere alle due Gorizie di ottenere il titolo di capitale della cultura europea per il 2025. Si è trattato di un incontro avvenuto nel comune di Nova Gorica che ha ufficializzato i primi 10 milioni di euro concessi dal governo di Lubiana a favore della capitale europea della cultura, così da dare respiro alla struttura e ai primi progetti in cantiere illustrati nel corso dell'incontro dall'esponente del governo Golob. Il Coglio e Cormons vogliono recitare una parte importante nella partnership tra Gorizia e Nova Gorica per il 2025, uno dei temi
che sono emersi nel convegno inaugurato alla Festa dell'Uva che si è appena aperta a Cormons. Allora ci colleghiamo con Francesca Spangaro per saperne di più. Si apre la Festa dell'Uva a Cormons anche con un importante dibattito, perché Festa dell'Uva vuol dire tante cose, insomma Cormons lo sa, non ci sono solo le aziende vitivinicole, c'è il turismo, c'è un settore economico importante. Che significati ha quest'anno, Sindaco? Sì, assolutamente, dopo 3 anni di pandemia finalmente riprendiamo con grande slancio, con grande vigore e voglia, insomma, la Festa dell'Uva è la festa più rappresentativa e tradizionale del territorio, che però vogliamo declinare fin da oggi in una mentalità diversa, una mentalità di crescita, oggi come per il futuro, tanto che questo incontro e questo convegno, insomma, e qua abbiamo un esempio con l'amico Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, vuole avere anche uno sguardo verso il futuro. E naturalmente, oltre all'appuntamento importantissimo di Gorizia 2025, c'è anche assolutamente, insomma, un rapporto forte che già c'è ma che dovremmo costruire ulteriormente tra il Coglio e Trieste, soprattutto per le potenzialità incredibili che ha Trieste oggi per il futuro. E allora proprio decliniamo questo con il sindaco Di Piazza, la sua presenza in questo senso, che significato ha oggi? Porta anche turistica con le crociere, non solo, quindi una Trieste che guarda all'entroterra. Beh, quest'anno abbiamo 500.000 turisti che scarichiamo con le navi, il prossimo anno 750.000, credo che tutto il territorio, il Coglio, Cormons, ma pensate a Aquileia, pensate a quello che possiamo fare in questa regione fermandoli 1, 2, 3 giorni in più, che possiamo farlo. Sulla legge dei grandi numeri c'è qualcosa di straordinario, ma poi penso al Coglio, insomma, è un posto che è unico, è meraviglioso, per cui possiamo veramente fare qualcosa di bello. E dopo pensate a Aquileia, che non l'abbiamo mai lanciata come doveva essere lanciata, la 4ª città dell'impero, insomma. Meno coda per pagare i bollettini e ritirare i pacchi grazie ai nuovi servizi digitali in 72 uffici postali della regione. Si potrà prenotare il proprio turno con un clic. Il ritiro di pacchi e raccomandate e il pagamento dei bollettini in posta diventa più semplice e veloce grazie ai servizi digitali potenziati in Friuli Venezia Giulia. I cittadini ora potranno prenotare l'accesso in 72 uffici postali attraverso il sito poste.it e l'app Ufficio Postale. I tempi possono essere così accorciati stando comodamente a casa. Per prenotare il proprio ritiro e il pagamento tramite l'app è sufficiente scaricare gratuitamente l'applicazione sul proprio smartphone, tablet o PC, selezionare la sede postale presso la quale si trova l'oggetto giacente o la sede più comoda per effettuare il pagamento e scegliere tra 2 opzioni: mettiti in fila, che permette di visualizzare in tempo reale il numero di clienti in attesa, oppure prenota a turno, che consente di scegliere il giorno e l'orario preferito. Una volta selezionata la scelta si otterrà un ticket elettronico con il numero di prenotazione. Stesso procedimento dal sito con il pulsante prenota ticket, attraverso il quale si riceverà direttamente all'indirizzo mail inserito il tagliando da presentare allo sportello nella data e nell'orario prescelti. Insomma, meno code e più semplicità. Se l'acqua che esce dai rubinetti di casa è sporca, i cittadini possono non pagare il canone di depurazione. Servono però le analisi di laboratorio. Vediamo i suggerimenti dei consumatori attivi dopo la denuncia di alcuni cittadini di Adorniano fatta ieri a Telefriuli. La questione delle acque sporche sollevata ieri nel nostro telegiornale da alcuni residenti di Adorniano non è passata inosservata da consumatori attivi. Purtroppo questo è un problema molto diffuso, come anche il problema delle perdite dell'acqua. Abbiamo un sistema molto vecchio che porta purtroppo a non razionalizzare l'utilizzo di una risorsa idrica che non è assolutamente illimitata e che in questo periodo purtroppo sta creando diverse difficoltà. Molti nostri telespettatori ci hanno anche segnalato in redazione al sito come il problema coinvolge molte zone del Friuli, tanto che le località evidenziate sono una trentina. L'Associazione dei consumatori, rispetto alla minaccia dei cittadini della frazione di Tredicesimo di non pagare le bollette, non nasconde che non è così legittimo. Ci sono diverse sentenze dei giudici di pace soprattutto che hanno accertato come ci sia un diritto al risarcimento del danno da parte dell'utente che purtroppo si trova servito da un servizio che non è efficiente. Quello che si consiglia di fare è ovviamente delle prove di laboratorio, di far accertare la non potabilità eventualmente dell'acqua o comunque il non rispetto di quelli che sono i parametri ministeriali. Alla luce di questo potrebbe essere anche che gli oneri di depurazione non debbano essere corrisposti da parte dell'utente. In particolar modo col CAF c'è una procedura di conciliazione che funziona molto bene tra associazioni dei consumatori e CAFC e che quindi permette agli utenti di vedere risolta la propria situazione in tempi molto rapidi.
Dopo essere stati curati e inanellati, 3 esemplari di grifone riconquisteranno la libertà alla riserva di Cornino domenica nella giornata internazionale degli avvoltoi. Spiccheranno di nuovo il volo dopo essere stati curati e inanellati ai fini del monitoraggio scientifico. 3 maestosi esemplari di grifone fra i 2 e i 3 anni d'età riconquisteranno la libertà nella giornata internazionale degli avvoltoi domenica 4 settembre, tradizionale data di Vivi e liberi di volare, evento di punta della programmazione annuale della riserva naturale regionale del lago di Cornino. Ad amplificare l'emozione di un appuntamento che richiama sempre un folto pubblico saranno reintrodotti in natura anche numerosi altri esemplari di fauna selvatica accolti e curati dai centri di recupero di Udine e Pordenone. Sarà il momento clou di una giornata molto intensa, scandita da tante proposte, tutte ad accesso libero, carattere scientifico e divulgativo. Contributi di esperti di fama europea riempiranno l'intero pomeriggio, anticipati al mattino da 2 escursioni guidate in riserva a cura dello staff della Coppa VES che gestisce il sito protetto. A Polcenigo torna la Fiera dei Cesti, una delle manifestazioni più antiche nella destra tagliamento. Da domani e fino a domenica spazio ad artigianato, sapori e al mercato hobbistico. Torna tra domani e domenica a Polcenigo la Sagra dei Cest, l'antica rassegna dei cesti. Si tratta dell'evento più sentito dell'anno nella piccola comunità della pedemontana pordenonese. Dal 2013 ad oggi abbiamo cercato, in collaborazione con la Proloco e con molti volontari, di ritrovare quegli artigiani non solo locali ma di tutta Italia ma anche d'Europa. Un programma ricco di eventi collaterali. Questa sera, venerdì, si inaugura la mostra Appartenenze, appunto con delle fotografie di Ferdi Terrazzani. Domani inizieranno alla sede del Mulino Sanchini, la sede di Borgo Creativo, i corsi di cesteria con l'associazione dei cestai italiani e ci saranno le serate gastronomiche già da queste sere nel Cortivone in piazza Plebiscito. La mostra sarà caratterizzata, o meglio la fiera sarà caratterizzata per 3 aree tematiche: l'area naturalmente dei cestai, la via del gusto, quindi con le produzioni locali, e poi la via degli hobbisti con tutte quelle lavorazioni di persone appunto che caratterizzate dal lavoro artigiano, dalla manualità. Gran finale per il TR Teatro Festival, rassegna internazionale di teatro antico organizzato da Anatema Teatro d'Osoppo fino a domani. È il primo vero e proprio festival di teatro antico mai realizzato in Friuli-Venezia Giulia, il primo in Italia ad avvicinare 2 mondi, quello del teatro e dello sport. È il TR Teatro Festival al Forte di Osoppo, con un grande palcoscenico esterno allestito vicino al teatro. Si terrà fino al 3 settembre la rassegna internazionale di teatro antico che riporta indietro le lancette dell'orologio ai tempi dell'antica Roma e dell'antica Grecia. A portare in regione questa assoluta novità Anatema Teatro, che ormai da anni ha abituato il suo pubblico a vivere il palcoscenico in modo inedito e innovativo. Basti pensare alle cene con delitto, ormai conosciutissime, agli spettacoli itineranti in luoghi insoliti o ancora il primo drive-in teatrale del Friuli-Venezia Giulia o le rappresentazioni nei centri vaccinali della regione durante la campagna contro il Covid. Gran finale sabato 3 settembre dalle 22 con il Toga Party nell'area festeggiamenti con DJ set e animazioni. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con tutte le notizie sportive, Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata.